Avanza una torbida corrente, ha messo guasti semi nelle teste. Datemi allora una più chiara voce. Prova a dar più chiara voce al grido della poetessa Mariangela Gualtieri il liceo scientifico e linguistico statale Benedetti Tommaseo. Facendo memoria dello sterminio nazifascista del popolo ebreo con Iveser, l'Istituto Veneziano per la storia della Resistenza, lavora sull'odio che passa dalle parole ai gesti. Le ragazzate diventano qualcosa di più concreto, perché dopo qualcuno ci crede veramente. Bisognerebbe fare un percorso più lungo che ci resti proprio impresso dentro di noi. Dunque educare sempre e non lasciar nessuno indietro, perché la tattica è nota: manovrare fragilità e insicurezza. Penso che la politica muova in qualche modo, forse in maniera implicita, questo odio senza che le persone se ne rendano conto. E il confronto si addentra nella cronaca: il manifesto neonazista a Torre Belvicino, le offese alla memoria di Anna Frank a Venezia e l'aggressione all'ex parlamentare Scotto e a due giovani per aver reagito. Qualcuno continuerà ad odiare contro ogni evidenza, ma il vaccino della conoscenza dei fatti e dell'altro circoscrive il contagio. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 27 gennaio ha ripetuto che non c'è riconciliazione se non è chiara la differenza fra le parti. Si è detta sconcertata Liliana Segre dal comune di Verona. A lei, sopravvissuta al lager, dà la cittadinanza. Ad una via vuol dare il nome di Almirante che faceva propaganda al razzismo fascista. Ancora questione di linguaggio. Liliana è una prigioniera dell'Est, per capirsi si parlavano così nel latino della scuola. Cor meum et anima mea tristes sunt, il mio cuore e la mia anima sono tristi.